Il ricordo per me è tutto. Io ricordo mio figlio Claudio, che è stato con me 1 anno e 13 giorni, e anche lui aveva una gravissima patologia neurologica, ma mi ha lasciato l'immenso, come piace dire a me. E il ricordo è questo: oggi siamo qua e finalmente raccogliamo i frutti, del nostro lavoro, del lavoro che facciamo con l'associazione ogni giorno per aiutare questi bambini. Io voglio ringraziare la dirigente per avermi dato l'opportunità di concretizzare tutto ciò a cui noi crediamo, perché noi crediamo che questi bimbi possano e debbano essere aiutati, perché ne hanno pieno diritto, e grazie alla collaborazione con la scuola Giuseppe Fava siamo riusciti in questo, e il tutto nel ricordo di mio figlio, perché oggi per esempio il seggiolone posturale lo abbiamo acquistato grazie ai soldi raccolti in occasione del funerale del mio bambino, ma devo dire che anche i soldi del 5 per 1000 che sono stati donati all'associazione sono stati utilizzati per l'acquisto del videoingranditore. Insomma, noi raccogliamo fondi in vario modo, sia richiedendo l'aiuto del versamento del 5 per 1000, sia attraverso dei gadget, calendari. Quando poi raccogliamo i frutti non possiamo che gioire, non possiamo veramente che dire: Claudio c'è stato, Claudio è mio figlio, Claudio c'è ed è qui in mezzo a noi. Ringrazio di cuore la scuola per avermi dato questa opportunità.